colpi di pistola ai genitori e dopo aver vagato per ore si costituisce. 25enne, arrestato a Chiampo, confessa, voleva gli 800.000 euro dell'eredità per comprarsi la casa. Comunità sotto shock per il duplice omicidio di Chiampo. Secondo i carabinieri il delitto era preparato da tempo. Dopo aver ucciso padre e madre, l'assassino ha girato sul suo conto corrente 16.000 euro. La procura di Belluno ha aperto un'inchiesta sul caro carburanti. L'aumento dei prezzi alla pompa per benzina e gasolio nel bellunese risulta essere tra i più alti in Veneto. Tragedia nel padovano, 25enne giardiniere muore folgorato dalla scarica dei cavi elettrici urtati dal fratello con un braccio meccanico durante i lavori di potatura di un albero. Terrore per una ragazza di Mogliano aggredita da un uomo nel parcheggio vicino al sottopasso della stazione. La giovane si sbraccia e viene salvata dai vigili del fuoco che passavano di là. È tornata a casa la missione umanitaria della Mand Group di San Biagio di Callalta, che ha consegnato un centinaio di tonnellate di aiuti a Leopoli, ma contro questo gesto si è scatenato l'odio social. Capitale della cultura 2024, il Veneto resta a bocca asciutta, vince Pesaro, la delusione tra le candidate Vicenza e Chioggia, ma è stato un bel percorso. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano il dramma che si è consumato a Chiampo, uccide a colpi di pistola i genitori e si costituisce. Il giovane 25enne voleva 800.000 euro dell'eredità per comprarsi casa ed avrebbe meditato l'omicidio da tempo. Freddati a colpi di pistola nell'abitazione di Chiampo in via Villaggio Marmi, dove viveva con loro. Responsabile dell'omicidio di Sergio Gugole, 62enne, e Lorena Zanin, 59 anni, sarebbe il figlio Diego, 25enne, che ieri, dopo aver vagato per ore in auto, si è costituito ai carabinieri di Vicenza in tarda serata. La procura ha disposto il fermo con l'accusa di omicidio pluriaggravato. Alla base del gesto una somma di denaro, 800.000 euro tra contanti e titoli dei genitori, a cui il giovane sembra puntasse per comprarsi una casa ad Arzignano e un'auto. Stando alle ricostruzioni avrebbe prima ucciso il padre con 2 colpi alla testa mentre era seduto in cucina, poi ha aspettato che la madre rincasasse. Attorno all'ora di pranzo avrebbe esploso su di lei altri 4 colpi. Subito dopo avrebbe trasferito 16.000 euro dal conto del padre al suo come acconto per l'acquisto dell'immobile. Omicidio che sarebbe stato pianificato da mesi. Le rivelazioni fornite al PM durante l'interrogatorio che vanno a definire i contorni di una tragedia che ha scosso la comunità di Chiampo. Non riesco veramente a credere a quanto è accaduto. Non li conoscevo bene, erano 2 persone splendide, 2 persone solari, salutavano sempre, una chiacchiera, un saluto, un sorriso non mancava mai con loro 2. E il figlio? Il figlio era forse di carattere sicuramente un po' più schivo, no? Poi lo salutavo, insomma, mi salutava. I genitori erano molto vicini al figlio, spesso li vedevo andare a messa da qui, proprio da questo vialetto, quasi ogni domenica andavano a messa insieme, oppure camminavano nella ciclabile che sta qua di fronte. Una pianificazione che prevedeva l'occultamento dei corpi dei genitori, stando alle ricostruzioni e alle dichiarazioni raccolte dagli inquirenti, che hanno trovato nell'auto del giovane dei sacchi assieme alla vernice per nascondere le tracce di sangue. La pistola, detenuta illegalmente, sarebbe invece stata acquistata da uno straniero a Cologna Veneta per 3.800 euro. Indagini in corso da parte dei carabinieri del comando di Vicenza, dei militari della compagnia di Valdagno e della stazione di Chiampo. E a Chiampo l'intera comunità è sotto shock per questo feroce duplice omicidio. E io veramente non riesco a capire, perché per me era un bravo ragazzo. Vicini di casa sotto shock che a stento trattengono le lacrime per quella che ai loro occhi risulta una tragedia inspiegabile. Conoscevano bene la famiglia, scambiavano un saluto, una parola sotto casa. Appuntamento fisso alla messa della domenica, dove Sergio Gugole e sua moglie Lorena andavano assieme al figlio. Per me erano brave persone. La famiglia va bene. Che si trovavano sempre anche in giro, si chiacchierava, e anche lui. Per me non capisco cosa è successo. Andavano a messa tutti e 3 assieme. C'è una famiglia che non mai sta un litigio. Eravamo amici, sia con il papà, la mamma, anche lui.
Lui in pensione era stato titolare di una conceria, lei casalinga, molto attiva sul fronte del volontariato, cucinava durante la sagra paesana. Diego, al momento disoccupato dopo aver avuto brevi esperienze lavorative nelle concerie della Valle del Chiampo, avrebbe spiegato al magistrato che ultimamente non gli piaceva lavorare e che spesso raccontava bugie ai genitori. Erano persone stupende, vedi. Lei lavorava l'estate quando facevano la sagra qui alla Pieve. No, erano persone stupende, stupende. Lui aveva la conceria di Anna. Aveva la conceria, sì. Era un bravo uomo, era amico di mio figlio anche. La moglie invece? La moglie no, non lavorava, la moglie faceva cose saltuariamente nelle famiglie, e lavori, cose varie. Impegnata nel volontariato? Nel volontariato, sì. Erano brave persone, tutte e due, brave. Andiamo ora nel Bellunese, dove la Procura ha aperto un'inchiesta sul caro carburanti. L'aumento dei prezzi alla pompa per benzina e gasolio nel Bellunese risulta essere tra i più alti in Veneto. Un esposto a tutte le procure d'Italia presentato dal Codacons l'accertamento che in provincia di Belluno i rincari di benzina e gasolio superano percentualmente di gran lunga quelli rilevati nel resto del Veneto. C'è un fascicolo sul tavolo del capo della procura di Belluno, Paolo Luca, sul caro carburanti, per ora senza ipotesi di reato né di indagati. I controlli eseguiti d'istituto dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza sono alle battute iniziali. Ci verrà almeno una settimana per avere un quadro completo della situazione. Dalla fine di gennaio all'11 marzo, fonte Mise, elaborata dal Sole 24 Ore, in provincia di Belluno il balzo alla pompa del prezzo della benzina è stato superiore al 18%, per il gasolio del 25%. Rincari ingiustificati al limite della speculazione, commenta preoccupato il presidente della regione Luca Zaia. Il costo delle materie prime e tutto quello che sta accadendo sui mercati sta letteralmente mettendo in ginocchio la nostra economia. Di fatto è un'economia di guerra senza le bombe. Le Fiamme Gialle di Belluno stanno monitorando la situazione per capire se alla base degli aumenti inaccettabili vi siano scelte di mercato delle compagnie petrolifere nel mirino di un'azione congiunta dell'antitrust che sta verificando l'esistenza di violazione della concorrenza nella fissazione dei prezzi di super e gasolio. Quest'ultimo è ai record storici, con incrementi che nell'ultima settimana hanno superato il 40%. Se scopro che c'è speculazione sui prezzi dell'energia piuttosto che delle granaglie, è giusto che qualcuno intervenga. Energia e rincari, il senatore veneziano Ferrazzi in Commissione Ambiente ha affrontato la questione annunciando un piano di sostegno per imprese e famiglie in difficoltà. Siamo in presenza di un insopportabile rincaro dei costi dell'energia, dei prezzi dell'energia anzi, che vengono scaricate, come lei giustamente sottolineava nella sua relazione, su famiglie e imprese. Questo è il punto di partenza che per il Partito Democratico è imprescindibile. Il senatore veneziano capogruppo del PD Andrea Ferrazzi ha affrontato la questione energetica con conseguenti rincari in Commissione Ambiente, evidenziando come vada affrontata a livello europeo. È una situazione assolutamente allarmante, assolutamente non accettabile. Noi dobbiamo intervenire con grandissima forza perché c'è una speculazione ai danni di imprese e di famiglie che appunto deve essere non solamente giustamente sottolineata, accusata, rilevata eccetera, ma va soprattutto ostacolata. Secondo Ferrazzi il contrasto a queste vere e proprie truffe deve essere coordinato a livello comunitario. Il problema è uno, tu puoi porre anche il cosiddetto price cap, cioè il prezzo massimo del gas che sei disponibile a sostenere, però se non lo fai a livello europeo i produttori vanno a vendere il tuo gas ad altri paesi e quindi la decisione deve essere europea, deve essere unanime. Nel frattempo però imprese e famiglie vanno aiutate concretamente. Abbiamo proposto un piano articolato e assolutamente rapido da attuare al governo che vanno nel sostegno delle imprese e nel sostegno delle famiglie. Sulle famiglie abbiamo proposto l'assegno dell'energia per le famiglie in base all'ISEE e poi vanno sostenute le imprese perché ci sono imprese che rischiano di chiudere, anzi alcune stanno già chiudendo a causa del caro energia in generale e quindi noi dobbiamo lavorare per esempio sulla diminuzione
anzi la drastica riduzione delle accise nelle benzine attraverso la sterilizzazione dell'IVA. Dobbiamo sostenere gli autotrasportatori, dobbiamo sostenere le imprese, soprattutto quelle energivore, cioè quelle che per funzionare consumano moltissimo carbon fossile, in particolare il gas. E torniamo ora alla cronaca. Tragedia sul lavoro oggi a Cartura, nel Padovano. Un operaio di 25 anni è morto folgorato mentre stava potando una pianta. La tragedia sotto gli occhi del fratello che stava potando una pianta nel giardino di questa abitazione di via Gazzo a Cartura. Daniel Bianchi, 25 anni, di Tombolo, è morto folgorato a causa di una scossa elettrica. Il braccio meccanico del cestello elevatore su cui si trovava il fratello ha inavvertitamente toccato un cavo dell'alta tensione che passava proprio vicino ai rami da potare. Il giovane, che si trovava a terra vicino alla piattaforma che ha fatto da ponte, è rimasto così folgorato. La potente scarica elettrica non gli ha lasciato scampo e il 25enne è deceduto sul posto nonostante l'immediato intervento del SUEM 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, gli ispettori dello Spisal e i vigili del fuoco, che ora dovranno chiarire l'esatta dinamica dell'infortunio mortale. Daniel Bianchi, dipendente di una ditta di giardinaggio, è l'ennesima vittima sul lavoro. In Veneto, secondo l'Osservatorio Nazionale Caduti sul Lavoro, fino ad oggi nel 2022 sono 10 i morti. Purtroppo anche quest'anno non c'è nessuna inversione di tendenza, si continua a morire con lo stesso ritmo degli anni precedenti, sottolinea Dario Verdicchi in una nota ufficiale della CGIL di Padova. Necessario capire a fondo dinamica ed eventuali responsabilità di questo ennesimo incidente se vogliamo evitare che possano ripetersi tragedie simili, ha concluso il sindacalista. E tragedia anche a Galzignano Terme, dove una donna di 63 anni è morta intossicata dal fumo provocato da un incendio divampato nella sua cucina. A dare l'allarme la figlia, che vive in un'altra città e non sentiva la mamma da diverse ore. È morta per le esalazioni di fumo dovute all'incendio divampato nella sua abitazione. Dramma a Galzignano Terme, in una casa di Viale delle Terme 56. Una donna di 63 anni è stata trovata esanime dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere il rogo. In cucina, a terra, la tragica scoperta: il corpo senza vita della donna, quasi sicuramente morta intossicata. Sul posto i carabinieri della compagnia di Abano Terme e i medici del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso della signora, che viveva da sola da tempo dopo la morte del marito avvenuta nel 2019. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, ma quasi sicuramente dovrebbe essere stato provocato da un guasto elettrico della cucina. La conosceva? Che persona era? Una brava persona. Lei era vedova, lui? Sì. Da un po' di anni, insomma, ecco, dal marito, che anche lui è mancato, ecco. Però non sapevo di questa notizia che era successa oggi. Che persona era? Si vedeva qua in giro? Sì, delle volte, diciamo, però, sai, siamo vicini di casa, ci vedavamo, ci salutavamo e via. Incidenti stradali. Una donna di 80 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada Brendola-Vicenza, morendo all'istante. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata sbalzata dalla vettura ad una quarantina di metri. E un altro grave incidente stradale si è verificato nel Vicentino nel pomeriggio, a Cornedo, nella galleria Serenissima lungo la nuova tangenziale. Nello scontro tra due auto ed un camion, un uomo ha perso la vita, un altro è rimasto ferito. Paura nella notte a Mogliano, una ragazza è stata aggredita da un uomo che la teneva per il collo. A salvarla sono stati i vigili del fuoco. Agitava le mani, le braccia nel disperato tentativo di attirare l'attenzione di qualcuno. Un uomo tratteneva a forza per il collo una ragazza poco più che maggiorenne. L'aggressione è avvenuta nelle cuore della notte, intorno alle 2, nel parcheggio nei pressi del sottopasso ferroviario di Mogliano Veneto. A notare qualcosa di sospetto è stata una squadra dei vigili del fuoco di Venezia Mestre, che stava rientrando dopo un intervento nel Trevigiano. Passando per questa strada i pompieri si sono accorti della giovane. Poteva essere un saluto, ma loro per sicurezza sono tornati indietro. Per
fortuna, perché la ragazza, sotto shock e spaventata, era bloccata dall'aggressore. Quando il mezzo dei vigili del fuoco si è avvicinato, l'uomo ha lasciato la presa ed è scappato. La ragazza, salva, è stata soccorsa e rassicurata fino all'arrivo degli uomini del SUEM 118 che l'hanno presa in cura. L'uomo invece ha tentato di fuggire, ma è stato fermato proprio dai vigili del fuoco e dai carabinieri che nel frattempo erano stati allertati. È stato poi portato in caserma per essere ascoltato dai militari. Una vicenda inquietante che senza l'intervento dei soccorritori poteva finire diversamente. Fortunatamente i vigili del fuoco sono intervenuti subito, si sono accorti della situazione pericolosa che si stava creando e sono intervenute subito anche le pattuglie dei carabinieri e si è scongiurato il peggio. Nella zona, fra l'altro, ci sono delle telecamere di videosorveglianza e le immagini ora saranno visionate dagli investigatori. Molte le domande che rimangono per ora senza una risposta. L'aggressore sembrerebbe un uomo già conosciuto alle forze dell'ordine e residente in un comune vicino. Sembra, ma è il condizionale d'obbligo, che la ragazza residente nel Moglianese non conoscesse l'aggressore. Le indagini sono affidate ai carabinieri della locale stazione. L'appello del sindaco. Sono vicende che, ahimè, capitano spesso in questo periodo post-lockdown. Abbiamo visto aumentare la violenza contro le donne, bisogna intervenire, noi stiamo facendo la nostra parte, stiamo sensibilizzando, ci vuole massima attenzione e denunciare e non voltarsi dall'altra parte se si vedono fatti di questo genere. Una zona tranquilla, ci dicono i residenti, durante il giorno. Per conto mio fino adesso mia figlia vive qua, non credo, dopo sa se qualcuno mi fuori da casa. Un po' strambotti. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione del Veneto. È rientrata la missione umanitaria della Mand Group di San Biagio di Callalta, che con i 6 tir carichi di aiuti umanitari ha raggiunto Kiev, ma contro questo gesto di grande generosità si è scatenato l'odio sui social. 5 giorni di viaggio, ore e ore di attesa in dogana, i 6 camion della solidarietà fanno ritorno a casa. Ad accoglierli l'affetto e la gratitudine di chi è rimasto. Il cartello, bentornati ragazzi, ma anche un'amara sorpresa. Un odio social senza precedenti, la rivolta di chi pensa che gli aiuti debbano prima essere destinati al proprio paese. Una solidarietà liquidata come propaganda. Insulti anche contro il governatore Zaia, che con orgoglio aveva postato la notizia della missione umanitaria tutta trevigiana, partita alla volta di Leopoli. Tutto quello che abbiamo fatto è stato pagato da me come costi di trasporto e tutte le merci che abbiamo portato a destino sono merci che sono state donate da liberi cittadini o da miei amici imprenditori. Nessuna cosa è stata finanziata né dalla regione né dallo Stato. Dai camion fermi per ore, da cui era vietato uscire, gli uomini della Med Group hanno filmato queste scene. Sono donne e bambini con le termocoperte, persone ammassate come fantasmi alla dogana. E persone che abbandonavano le auto e scappavano a piedi proprio in una condizione da film. Proprio sembrava l'apocalisse. E a chi ha dubitato sull'arrivo degli aiuti a destinazione, ecco i video dei cassoni che i volontari del posto hanno trasbordato su altri 2 bilici per poi portarli a Kiev. E all'arrivo i militari e le persone ci hanno ringraziato tantissimo per i materassi, perché piuttosto di dormire a terra nei rifugi gli abbiamo portati questi 100 materassi che perlomeno danno un po' di sollievo. Nemmeno la tariffa dell'autostrada, 150 euro a tratta, quindi moltiplicato per 3 a camion, gli è stata risparmiata, come avrebbe dovuto essere per il trasporto di aiuti umanitari. Poi c'è la benzina, 5.000 euro spesi a camion, la fatica e il coraggio. Intanto Antonio con la sua squadra di uomini è in contatto con decine di associazioni che stanno raccogliendo aiuti ma non sanno come farli arrivare. Ma la tensione del conflitto si è alzata, un motivo per cui sembra ancora più fuori luogo generarne un'altra, anche se sui social network. Cosa si prova ad essere tornati a casa lasciandosi alle spalle quella disperazione? Brividi a pensarci. Sono 2 notti che mi sveglio ancora e ho, tra virgolette, i pensieri, ma ho scaricato tutto, ho fatto ho portato la merce alle persone giuste e quant'altro. È una situazione che viverla non è sicuramente piacevole per nessuno. Essere a casa è una bella cosa.
La cultura ora con la delusione delle candidate venete, oggi la decisione del Ministero per la scelta della capitale italiana della cultura 2024, scelta che è caduta su Pesaro, delusione a Vicenza e a Chioggia. La giuria all'unanimità raccomanda all'onorevole Ministro quale capitale italiana della cultura 2024 la città di Pesaro. Un timido applauso accoglie al municipio di Chioggia l'annuncio del ministro Dario Franceschini in collegamento da Roma. La capitale italiana della cultura 2024 è Pesaro. Chioggia, entrata nel novero delle 10 finaliste, ci aveva creduto fino alla fine. Personalmente sono deluso perché arrivare dopo, che ne so, Siracusa, Vicenza, città comunque che hanno un certo valore storico e culturale è una cosa. Pesaro personalmente non la conosco così bene come le altre città. A seguire in diretta la cerimonia che ha premiato Pesaro ci sono amministratori locali, cittadini e promotori della candidatura di Chioggia. L'amarezza per la mancata vittoria lascia presto spazio alla soddisfazione per il percorso intrapreso, che non sarà un punto di arrivo, ma di partenza. Quello che siamo noi rimane la volontà di valorizzare e potenziare tutto ciò che abbiamo. Lo facciamo in un'ottica nuova. Il primo cittadino di Chioggia, Mauro Armelao, si collega da Roma, dove come gli altri 9 sindaci finalisti ha seguito la cerimonia di persona. Sentire poi che il sindaco di Pesaro ha chiamato il ministro Dario, insomma mi fa un po' pensare, no? Quello di Armelao è solo un accenno polemico a caldo. Lo sguardo del sindaco è già inevitabilmente rivolto al futuro. È chiaro che tutto il lavoro non deve essere comunque disperso e ci dà motivo in più per lavorare bene per la nostra città. Una città che anche grazie a questa esperienza sta acquistando sempre maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità. Prendiamo questa sconfitta con sportività e con la consapevolezza. Bastava forse quel pochino, ma c'eravamo, dai. Ed era questo l'ultimo servizio dal Veneto, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Da 150 anni Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana, i pavimenti più belli del mondo. Bentrovati al meteo. Una perturbazione si avvicina all'Italia, ma influenzerà molto marginalmente il nostro territorio, dove il tempo si manterrà comunque asciutto. Vediamo il dettaglio di giovedì 17 marzo. Sul Veneto in pianura al mattino cielo in prevalenza coperto per estese nubi basse con foschie o locali nebbie. Con il passare delle ore occasionali schiarite, specie sui settori centro-orientali della nostra regione, via via più ampie nel corso del pomeriggio. Altrove invece permarrà la nuvolosità. Cielo grigio anche sulle zone montane con qualche parziale parentesi soleggiata. Temperature in generale aumento, minime tra 3 e 8 gradi, massime comprese invece tra i 13 e i 17 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso precipitazioni assenti. Sarà molto nuvoloso inizialmente, dalle ore pomeridiane non si esclude qualche locale schiarita. Temperature minime tra 3 e 8 gradi, massime sui 15-16 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Ampio soleggiamento ovunque, qui cielo sereno o con qualche addensamento ma innocuo. Temperature minime sui 5-7 gradi, massime sui 16-18 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Da 150 anni Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana, i pavimenti più belli del mondo.